Zio cane. Cane. Zio cane. Ma che panorama che avevi se mi ascoltavi e andavi di là, vedi? Birol anche il frotto. Voglio far vedere al nostro pubblico di mattina quello abbiamo fatto. Quel tornantone lì facendo manovra con i camper, sicuramente abbiamo sbagliato strada, non bisognava fare quella. Dopo siamo scesi là, siamo andati all'area Gambera. Mica il rumore quello della cassa. La differenza tra ieri sera e stamattina è comuniamo, perché devo imparare altre parole, cioè non è che posso andare in Calabria e dire solo comuniamo e Ugana. Olfo davanti legge il giornale, tu gli leggi a gratis il giornale, li avevamo già visti nel paese di chi era? Raffaello? Secondo me per far così. No, se guardi l'altra Tutti qua, discorsi. spalle a spalle, tu dici che sia per economizzare. Cioè no, e dopo ti sbatti addosso. Vedrai che dopo si cava i coglioni. Cattedrale di San Flaviano, una chiesa ogni 10 metri, ragazzo. Manco se fosse piena e ti dici ok, per motivi di spazio, no? Ma se una te 100 posti e le dentro 15 persone, cosa ha fatto 80 chiese? No, mi sono dentro a vederlo, però molto spoglia, cioè pochi. Tipo quei trevigiani? Sì, molto semplici, quelle delle parte mie, cazzo che tutti gli madonna, oro, di quelle, madonna. Roma Dio caro. Guarda qua, guarda che panorama. Dopo ti attaccate con lì. È vero Dio caro, smonta il panorama. Dove sta? È strano perché è una grande città, tutte le case in realtà sono praticamente condomini, quindi insomma voglio dire, ci stanno migliaia e migliaia di persone e non vi si parla. Mi piace questo effetto di ombre, luci, colori. Non vogliono portarmi a vedere il colle dell'infinito perché è 1,9 km da qua, no? Il Google Maps mi pare l'Idal che mette 1,99. Saremo privi di questa esperienza extrasensoriale, storico, culturale. E dove siete andati dopo? Siamo andati a Recanati. Dai, avete visto il palco dell'infinito con incisa la poesia di Leopardi? No, siamo andati al bar. È vero, abbiamo notato noi da Foresti questa cosa strana, piazza, anche lì Piazzale Duomo e poi Piazza Castelnuovo. C'è la piazza, forse è una via attorno al piazzale, deduco. Aspetta perché noi siamo gente acculturata. Ti spieghiamo, abbiamo fatto finta di non sapere cos'è la piazza. Cos'è la piazza? Un tratto di terreno in pendenza. E poi che cazzatro c'è scritto? Una città veramente molto molto interessante, artistica. Tutte queste, l'albero dei piedi, del fetish, cos'è qua? Abbiamo notato che non c'è neanche un Bangla e neanche un China, cioè ci sono tutti negozietti di qualità. De André, Jim Morrison, Lucio Dalla, che figata, questo è il cattivo, quello di Far Cry 6. Quindi per andare a vedere il colle l'infinito di Leopardi c'è la vista panoramica, ok, devi pagare, devi fare il biglietto. L'ebbrezza di spendere i soldi degli altri. Un'altra cosa che ho avuto modo di notare è che a Recanati è usanza sposarsi, sì, perché se abbiamo visto più negozi dei vestiti da sposa e bomboniere, cioè c'è proprio, quindi loro qui l'Halloween lo vedono intensamente. Dai, sfogati! Un insulto alla cultura! Sì. Se mi fanno lo sgarbi che c'è in me. Sì, no, ma spiega questa tua... Sono dei coglioni! Spiega Capre!
Ma spiega questa caprinata veronese cosa Allora, guardando l'entrata di questa mega città con guardale, la storia, bella. con tutto, cazzo, mi vai a mettere che dopo nei vari comuni dove è cosa culturale o così, vabbè, mi vai a mettere un cartello luminoso con scritto ZTL con tutti i cartelli, Cioè dici che rovina il paesaggio? ma storano sullo sfondo questi pilastri di marmo scolpiti vivi nella roccia, che cazzo che è? Mestoni così. Cioè può sembrare esigente la richiesta di Olf, ma invece dovete tener conto. Prima, cioè mettilo, fai una corsia di carta a ingresso qua, mettilo là. Ma sì, fai un semaforo. va avanti fin stasera questo discorso. Dovete tener conto che in molte città storiche c'è proprio questo ente, non dico che sia una puizia, però c'è comunque questo ente che non ti permette di costruire certi tipi di case o utilizzare certi colori, perché sennò giustamente te che rovini il paesaggio. Cioè costruiscimi, non so, un ponte di vetro a Venezia o cagate del genere, sì, battuta fatta apposta, lo so. Oh, lui doveva fare l'area cani experience, noi abbiamo evitato l'ascensore experience per fare la camminata experience. Che posti! Gentile pubblico, oggi ti mostro velocemente l'area camper di Osimo in provincia di Ancona, la quale è situata tra Ofagna e il posto che eravamo prima, che era Recanati. Ha tutti i servizi, carico scarico, addirittura anche la corrente, i bidoni e le scoasse, non quelli con la maglietta, quelli altri dietro, e devi fare solo una semplice registrazione, praticamente inquadri il QR, ti si apre un sito, metti nome, cognome, telefono, email, targa, codice fiscale, gruppo sanguigno e dopo puoi entrare tranquillamente. Ovviamente ragazzo, essendo un'area camper gratuita con la corrente, che è un po' diciamo il miele per le apine dei camperisti, ovviamente è sempre piena, cioè non è che sei in bordo di una strada, cioè si sei in bordo di una strada, ma voglio dire vai a visitare un bel borghetto, non è che vai a visitare e sei in mezzo a una statale così che è un'area di passaggio, hai capito? No, non è un'area di passaggio, è un'area su un bel borghetto, su un posto turistico, quindi grazie tante che con i servizi trovi tutto pieno. Tipo quella volta che eravamo andati a Corinaldo, ti ricordi? Cioè, è l'area bella, con tutta la corrente, con tutto il prattino là e le panchine, il borgo, e grazie al cavolo che è piena, che discorsi. Al massimo forse trovi posto se arrivi super settimana, in un periodo non festivo, non di ferie. Bello. Io spero gli abbiano pagato almeno i colori, perché vanno finanziate ste robe, finanziate nel senso vanno spronate, vanno motivate, uno deve essere motivato a creare queste cose belle, a creare piacere. C'è anch'io, turista o non turista, che arrivo, vedo sta roba, dico ah che bello, sai capito? Mi fermo, mi distrae un po' dall'ambiente di merda che c'è in giro, dalla periferia. Sì, come quello di Napoli, dai, che c'era una cosa così che portava su. Prendiamo un po' di Covid. Che non hai più le vertigini tra Manzoli? Cioè, a me dispiace sta roba. Effettivamente anche nelle gite le altre volte eravamo nelle Marche, c'è tutti questi paesi, cos'era anche Urbino, era che c'erano tutte le scale mobili. Bella, forte. Cos'è quella roba per il telefono? È simpatica. È un un piccolo déjà vu di quella volta, mi pare eravamo alla città del pane, che chiesi alla polizia se potevo fare un giro col drone sulla torre del Duomo e mi fa aspetta un attimo, mi consulto, hanno messo la prima, sono andati via, ho detto sì puoi. Altamura per la precisione. Un coso così. Renato il mio commercialista, guarda qua, Palazzo dei Briganti, vieni qua con me, guarda, commercialista. Mica scritto lui? Wow, invece, wow. Questa è la cattedrale di San Leopardo. Stavolta non so io scherzare, si chiama proprio San Leopardo. Touch me in the pouring rain, and the moment that you
softly near, and it's me you need to show. How deep is your Sì, che vedi la vagina, vedi che è trasparente. La catenella per, non so, dare un contropeso al peso della vagina. No, mi piace sta roba perché sono in piazza davanti agli occhi di tutti. fools breaking us down when they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to. Che i miei amici, che loro sono interessati, registro, ci dichi. Questo è il decumano, quindi fatto dai romani. Quando inventavano un posto lo organizzavano e l'organizzazione l'ha mantenuta oggi. Quindi questo è orientato perfettamente est e ovest, perché la parete quando c'è il sole è perfettamente illuminata, perché avere il sole vuol dire avere luce, calore, vuol dire tante cose, quindi non è per caso così. Adesso il sole ce n'è poco, quindi non si vede, però se c'è più in fondo poi c'è il cardo, il decumano e il cardo, sono due strade che costruivano i romani, e la parte più alta c'è il Duomo, poi a sinistra c'è una cosiddetta piazza nuova per noi, è un giardino favoloso dove si vede metà delle macchine, quindi vi consiglio di andarla a vedere perché è gratis, ne vale la pena. Poi ci sono delle fotografie che uno ha fatto che vi indicano quello che vedete, la Loreto, tutte le paesetti che stanno attorno. Quindi ottimo, un po' di tempo ne vale la pena. Ci sta. Bella bro. Ma che bello, no, a parte i scherzi. Guarda, è tutta la camminata, adesso dopo andiamo nella terrazza, qui vedi un po' le Marche, vedi tutti i paesi sono indicati lì, guarda che bello. Ok, c'è la giornata un po' uggiosa, ma se impari a apprezzare l'uggiosità, guarda che bella. Se invece non sei in grado di apprezzare l'uggiosità, dici è peccato per il tempo. Io ringrazierei il fioretto di prima che ci ha indicato questa passeggiata, altrimenti sti 4 glebani ci avrebbero portato direttamente al camper. Bamba fumo. Cos'è che? Il tuo libro? Che muore di freddo. Ah, il libro del salvadanaio. Ho capito. Anche qua in maglia, i peli, poi festa grande. E dopo finisce il salvadanaio, cioè quello è il senso del libro. Ho capito. Fate fare regali, vedi. Cosa poi tutto perché Perché abbiamo Olfo Angela, cos'è che? anche nel 1500 quello che era, quando c'era Quello che era, cioè, adesso non ricordo, Giacomo, Francesco, c'erano gli spacciatori che giravano col cappuccio. Benvenuto nel Conero, ragazzo. Se ti piace il Conero, io sono convinto che non è bianco, non è nero. Com'è bello visitare il Conero da Trieste in giù. La, forse a pagamento, perché c'è la che non è quello che è da Tanica, hai capito, rubinetto, ti ho mostrato, non è a pagamento adesso in questa stagione qua. Se mettiamo, vedi, i crucchi non hanno problemi a metterci storti, se ci mettiamo noi invece rischiamo la multa. Ticket. Dove abito oggi? Da tanto che non facevo più di parcheggio. Boom. Però insomma qua laguna, guarda che bella. Porto Novo, provincia di Ancona, nel Conero. Se devo fare la festa del pensionamento, vedi tu, finalmente in pensione. Eccola, vista mare, sono vista mare. Singano dove sei, voglio sapere dove sei, sì, sta bene, aspetta, adesso te lo dico. Aspetta, curati un attimo, guarda, le raffinerie, i petroli, eccetera, sì, ma aspetta, prima che ti dici, guarda dove siamo. E tu da Driosta al treno, quindi ecco appunto siamo a fianco nella parte destra del ristorante da Nialtri, ok, e vedi che nella parte destra c'è un sacco di posti per un gambero. Ha detto che preferiva avere un po' più di mare. Preferivi avere un po' più di mare? Volevi proprio andare dentro col campo. Eravamo dentro. Vabbè, me l'ho segnato da una vita sto ristorantino in riva al mare da Nialtri, dalle recensioni si mangiava da Dio. Vabbè, occhio il treno, ecco, questo è il rumore che sentirai, cioè
te lo dico subito. Oh, stu cane come bevuto, guarda. Dio, ho fatturato, guarda che bei colori. I video non li faccio più alle persone perché dopo giustamente magari qualcuno anche si imbarazza, vuole fuori con l'amante, non è bello, capisci? No, è successo, io ci scherzo, non è successo. Però volevo appunto salutare tutti tu della Toscana perché ne abbiamo trovati veramente parecchi qui in Toscana, nelle Marche. Udrena, Maron, Studrena, Ugan scurnacchiato. Olfo, dov'è che è l'Islanda? È vicino a Padova l'Islanda. Ma io ti racconto comunque quello che facciamo, dopo vedi tu, sai se ti senti ispirato. Andiamo da Enzo, siamo sempre vista mare. Parcheggio per il camper ne hai, noi abbiamo detto no, spostiamoci il camper che se succede qualcosa ce li abbiamo, vedi, proprio sotto mano, e dopo riprendiamo e andiamo a dormire di là. Olfo, guarda l'Instagram versus realtà anche del cibo. Allora così mega piattone, lo allontani, piattino. Ormai il suo fegato è andato, no, ma quello che invece è interessante è che stava versando il vino, mentre lo versava è arrivata una notifica dall'app Salute, cioè della serie stai morendo. Questo è l'imbarazzometro. C'è qua di una persona, quale prova a cambiare discorso. C'è ancora l'aglio. Allora, Poi vedi che, esatto, se ti dice è ora di finirla, poi vedi i falsi sorrisi, poi ti tira le cose, vedi comunque distrarsi, vedi, questa è la nascita dell'imbarazzo, vedi, guarda lo sguardo che guarda verso il basso, l'iPhone che non mette a fuoco, esatto, perché tramite telepatia fa sta roba qua, vedi, e dopo niente, chiude la bocca, poi sorride, degrigna i denti. Queste sono tutte le varie fasi dell'imbarazzo, vedi, fa sta faccia come per dire ma sei tu il coglione, poi sbuffa, poi sorride, poi fa finta di niente, poi cerca di fare il serio, poi fa la linguaccia, vedi, l'essere umano passa tutte le sue espressioni e le sue emozioni in 2 minuti, pur di sfuggire a questa sorta di ingabbiamento della sua maschera, che è un po' appunto la chiave dell'imbarazzo, no? basta. No. Eravamo 4 amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori